Nel centro della frazione di Paderno, in comune di San Gregorio nelle Alpi, in provincia di Belluno, si trova Villa Sandi Tonet, unico esempio di villa castello della vallata bellunese. Al fondo di un ampio piazzale, ora a prato erboso, si erge la costruzione, che presenta un corpo centrale con ai lati 2 torri a base quadrata. L'impianto originario sembra fosse più modesto, limitato alla torre sinistra più antica e a una parte della villa odierna e doveva avere funzioni difensive. Dopo il decreto della Repubblica di Venezia del 1421, secondo il quale i castelli della Val Belluna dovevano essere abbattuti, ci fu una progressiva trasformazione in residenza da parte dei proprietari Tamboso prima e Limana poi. Con l'acquisizione da parte della famiglia Sandi, ascritta al patriziato veneziano agli inizi del XVI secolo, si giunse alla configurazione attuale, con salone centrale, passante e 2 stanze laterali per lato, secondo la tipologia veneta. Tale disposizione si ripete anche al primo piano. Nella parte centrale della villa si nota un'elegante trifora con parapetto e cornice in pietra, al di sopra di un importante portone di accesso contornato da conci a rilievo in pietra. Ai lati del portale si notano 2 finestrelle quadrilobate che si ripresentano anche sul lato opposto a tramontana, ai lati di un'altra porta di accesso ad arco. 4 finestre architravate si notano in simmetria per lato del portone e della trifora al piano superiore. Nel sottotetto, sopra il piano nobile, sotto il cornicione a dentelli, si vedono in asse alle finestre delle piccole aperture rettangolari. Sul tetto svettano 3 originali camini, altri 2 sono sul retro ma meno eleganti. Alla base del piano terra si scorgono, soprattutto nella parte destra digradante, delle finestrelle rettangolari che lasciano intuire l'esistenza di un'antica cantina. Mentre la torre di sinistra, più antica, ha 2 sole aperture, quella a destra presenta all'ultimo piano una loggetta aperta su 3 lati. Nell'apertura centrale si nota un parapetto in pietra simile a quello della trifora e sotto la loggetta 2 ampie finestre sopra una porta di accesso moderna che riduce un'antica apertura ad arco. In epoca più recente la famiglia Tonet è diventata proprietaria della villa.